Parliamo di moda perché mancano davvero pochi giorni, i primi di novembre, tutta la prima settimana di novembre sarà dedicata proprio a questo tema, al tema della moda, la settimana della moda in Puglia. Il progetto si chiama Yes We Are, coinvolge come comune capofila Martina Franca e poi altre realtà in giro per la Puglia, Conversano, San Cesario di Lecce e infine Bari, ma noi vogliamo parlarne con Daniele Del Genio, presidente del CNA Puglia. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti e grazie di questo bell'invito. Grazie a lei di essere con noi. Dunque, dicevamo, è sicuramente una bellissima opportunità per Martina, che è un po' capofila di questo progetto, per promuovere le eccellenze della moda del nostro territorio. Sì, è un progetto che ha le radici sicuramente a Martina Franca, per una combinazione di fattori, però è chiaro che ha un respiro regionale. Abbiamo intenzione di portare all'attenzione dei mercati internazionali, dei buyer esteri, le eccellenze e le unicità delle nostre produzioni artigianali e manifatturiere. Ed è quello che insomma vorremmo si diffondesse anche della Puglia, una regione che ormai è conosciuta da tante persone nel mondo per la bellezza dei luoghi, per il mare, per le temperature ancora oggi, no? Abbastanza diciamo così, non diciamo estive, ma insomma molto vicine, piacevoli sicuramente per il buon cibo. Diciamo è meno conosciuta invece per quella parte manifatturiera che in realtà in Italia e da qualche altra parte, mi riferisco per esempio alla Francia o alla Germania, alla Svizzera, è particolarmente conosciuta ed è molto molto apprezzata. Noi abbiamo una quantità di imprese molto elevata per essere una regione del sud Italia, e molte di queste hanno una tradizione, una storia che consente di realizzare prodotti di alta qualità, di altissima qualità. Certo, così insomma li facciamo scoprire. È una sorta di Fashion Week questa che avete pensato. Arriveranno tantissimi buyers, tantissimi influencer anche americani, quindi sì, insomma veramente dall'altra parte del mondo fino in Puglia per scoprire le nostre eccellenze e magari portarle sul mercato statunitense. L'obiettivo immagino che possa essere anche questo, insomma farsi conoscere e poi arrivare fin dall'altra parte. Assolutamente sì, questo è uno degli obiettivi. Sicuramente far emergere una parte della Puglia che è meno conosciuta, come dicevo prima, meno famosa, e quindi sicuramente quella parte artigiana, quella parte manifatturiera. La vogliamo far emergere e portarla all'attenzione proprio di buyers internazionali che hanno voglia di quel Made in Italy autentico che noi siamo in grado di realizzare, che hanno voglia proprio di quell'unicità che noi siamo in grado di produrre, quell'unicità che non è soltanto il pezzo unico o il capo unico su misura, ma è anche la produzione di alta qualità che viene fuori dalle mani di chi lo fa da 30, 40, 50, 60 anni, no? All'interno di un'azienda più strutturata, ma comunque in maniera artigianale. Ecco, quindi questo è uno degli obiettivi sicuramente. Un altro obiettivo è quello di creare un network e un sistema, no? Spesso si dice facciamo sistema, facciamo rete. Ecco, noi lo stiamo realizzando, che fa la differenza ovviamente. Certo, e a questo proposito appunto, oltre a essere una fiera, se possiamo diciamo definirla così, diffusa, perché appunto tocca più città, coinvolgerà più di un centinaio di aziende di questa filiera produttiva che è il mondo della moda, quindi ci immaginiamo anche una bella ricaduta territoriale. Stiamo movimentando, e questa non è la prima volta evidentemente, anche lo scorso anno, 2 anni fa a Martina Franca abbiamo iniziato con un'esperienza che si chiama Couturier, proprio questo tipo di scelta. Abbiamo fatto una scelta non casuale, quella di posizionarci in un periodo dell'anno diciamo relativamente tranquillo, che è quello di novembre.
perché a novembre chiaramente non c'è più l'afflusso di turismo estivo, eccetera eccetera, ma c'è eventualmente quello che noi riusciremo ad attirare in questo momento, un turismo di business, di affari, diciamo così, quindi dall'America, da Chicago in particolare, dall'Illinois in modo particolare, ma anche dall'Inghilterra, dal Kuwait, arriveranno questi buyers, arriveranno delle wedding planners, arriveranno delle influencer che diciamo potranno fotografare, incontrare le aziende, conoscere i sarti e non solo, e portare questo tipo di esperienza diciamo nei loro paesi attraverso i social, ma non solo, anche attraverso interviste e carta stampata. Per cui rinnoviamo diciamo, l'appuntamento allora. Sì, abbiamo la prima data, il primo giorno, il 3 di novembre, quindi questo prossimo giovedì a Conversano. Iniziamo a Conversano con una categoria molto importante che è quella della sposa, perché nell'ambito della sposa, ad esempio, noi abbiamo delle eccellenze, Putignano in primis, ma non solo, delle eccellenze straordinarie di produzione. Quindi ci sarà una sfilata di abiti da sposa e cerimonia bimbo. Il 4 di novembre invece ci sarà a Martina Franca la sfilata, sempre cerimonia per l'uomo e un paio di aziende che producono donna. Poi abbiamo Lecce il 5 novembre con solo ed esclusivamente abiti cerimonia donna, e infine l'ultima data, il 6 a Bari, con la linea di gioielli e accessori che ovviamente va a completare. Ci sarà anche una parte di ceramica che evidentemente è un suggerimento per le nostre wedding planners ospiti dagli Stati Uniti per diciamo completare, no? diciamo il pacchetto del wedding. Abbiamo organizzato un tour insieme a Puglia Promozione, insieme a Regione Puglia, insieme a tanti partner, in modo che oltre a godere delle sfilate, quindi dei prodotti che noi potremo mettere in scena, anche del territorio. Andremo a fare visite nei siti dove ci sono dei matrimoni, vedremo delle produzioni di cartapesta, delle produzioni di ceramica, per cui l'idea è che non c'è soltanto la moda diventa un attrattore straordinario, ma vogliamo, e anche per il prossimo anno, allargare ad altri ambiti del design e dell'artigianato che rappresentano davvero quell'unicità. Ecco, il termine proprio più sul quale noi vogliamo insistere è la realizzazione di pezzi unici, l'unicità, non un prodotto. Noi creiamo pezzi che sono speciali. Ma anche perché è l'unico modo, diciamocelo anche tra i denti, per sopravvivere, diciamo, a questo mercato. Bravissimo. Che invece è legato all'omologazione, quindi Bravissimo. Tutto in serie, tutto uguale, tutto a poco, esatto. Con tessuti spesso scadenti, e quindi insomma l'unico modo appunto per dare un valore aggiunto e provare insomma a entrare in quei mercati, immagino che sia questo. Noi siamo naturalmente sostenibili. Proprio per come lavoriamo siamo sostenibili, facciamo e realizziamo quello che ci viene chiesto, quando ci viene chiesto. Ovviamente lavoriamo anche con un po' di programmazione quando è possibile per alcune aziende, ma siamo portati naturalmente ad un grado di sostenibilità di partenza già molto elevato. Poi è chiaro che ci possiamo aggiungere anche elementi che riguardano la materia prima sostenibile e altri ancora, ma noi già di nostro partiamo con una riduzione della filiera, perché abbiamo tutti una filiera corta, molto molto corta, quindi con un impatto ambientale evidentemente contenuto, e in più abbiamo anche proprio naturalmente, lo ripeto, una sostenibilità di partenza, perché realizziamo quello che serve, non realizziamo quantità milioni di capi che vengono lanciati sul mercato e poi chissà se verranno venduti, quanti ne verranno venduti, quanti andranno a finire sottoterra. No, non c'è questo tipo di ragionamento. Noi abbiamo bisogno di diffondere questo tipo di cultura sempre di più, perché evidentemente è quella che ci può anche salvare, non diciamo l'anno prossimo o fra 2 anni, ma sul medio periodo. Certo. Sicuramente. Grazie a Daniele Del Genio, presidente di CNA Puglia, per essere stato con noi, e in bocca al lupo per questa bella iniziativa. Buona giornata.